Rieccoci insieme, cari telespettatori. Quest'oggi affrontiamo un tema che a noi sta particolarmente a cuore. Più volte l'abbiamo approfondito con diverse voci, anche con persone che si occupano di formazione, di sicurezza. Questa volta parliamo di prevenzione possibilmente, ma anche di quel che capita quando ci sono gli incidenti sul lavoro, di morti bianche, di incidenti che causano poi delle invalidità che possono essere permanenti, delle tragedie vere e proprie. Sembra una pandemia perché nonostante passino il tempo, gli anni continuano ad aumentare ed incrementarsi questi incidenti al netto delle morti dal Covid che ormai non vengono più computate. Però cosa bisogna fare e quale sensibilità bisognerebbe smuovere, quale tipo di rivoluzione a questo punto bisogna fare? A questo punto ne parliamo con una voce diversa che finora non abbiamo avuto l'opportunità di avere qui con noi in studio, quindi ci fa molto piacere, anche perché c'è stato un recente rinnovo della segreteria, in modo particolare Luciano Conforti, segretario Unione Regionale Veneto, UGL, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei. Quindi un sindacato, e Fabio Beltempo, segretario UGL Padova, sempre sindacato. Grazie. Buongiorno, anche a lei. A voi. A questo punto, visto che è la vostra prima presenza qui da noi in trasmissione, diamo due note informative per fare anche un po' di informazione e cultura. Lei è il nuovo segretario appena nominato, questo è un periodo per voi di convegni, di congressi determinanti, ma UGL che cos'è? UGL è un sindacato, a tutti gli effetti è un sindacato confederale, è un sindacato che esiste da moltissimi anni, che si è fatto largo sul territorio, si è fatto conoscere molto, in effetti negli ultimi anni stiamo crescendo molto anche in termini di iscritti. Abbiamo una visione forse sicuramente diversa rispetto agli altri sigle sindacali, perché per noi è il singolo, quindi l'iscritto, il centro dell'attenzione di tutto. Stiamo in quindi questa stagione, la persona come lavoratore, ma come persona. Il lavoratore, la lavoratrice, insomma, sì, come persona è il centro del nostro ideale di sindacato, quindi sono loro che contano e sono loro ai quali dobbiamo dare tutte le risposte sulle domande che ci vengono chieste, insomma, quindi siamo orizzontati esattamente su questo, quindi il tema centrale nostro è proprio la lavoratrice o il lavoratore, l'iscritto. Segretario, voi vi rivolgete però, dopo svilupperemo anche il tema della sicurezza che è determinante, che è un po' lo spunto anche per la vostra presenza, però vi occupate anche del cittadino, della famiglia, degli anziani, insomma di tante situazioni, sempre delle persone che vanno ad affrontare, che si trovano in difficoltà. La povertà per esempio, a livello nazionale, più volte il vostro segretario nazionale ha sottolineato un dato allucinante, povertà assoluta in aumento e quindi grave disagio per tantissime persone, per le famiglie, perché l'inflazione non viene in qualche modo limitata in alcun modo, cioè si alzano i tassi di interesse, però alla fin fine i prezzi continuano ad aumentare, i tassi alzano, i mutui crescono come importo e tante famiglie non riescono a far fronte a questo disagio. E questo è uno dei vostri anche temi importanti. Sì, questo è il nostro tema importante soprattutto in questo momento, proprio quest'anno, diciamo. Infatti siamo in attesa, a parte che la finanziaria non è ancora stata approvata, però è in discussione. Quindi la state valutando, guardando. E sarà fondamentale essere pregnanti appositamente in questi temi, che sono quelli praticamente dell'inflazione, degli stipendi, del lavoro povero, della flessibilità del mondo del lavoro, cioè tutte quelle tematiche che ci hanno reso negli ultimi anni più deboli e più poveri. E questo è fondamentale. Secondo lei, segretario, nella manovra di bilancio, che vabbè deve essere ancora approvata, ma così a grandi linee, può rispondere, chi di voi due vuole rispondere, dopo non è, io la formulo così, ci sono delle cose, delle azioni che reputate buone e altre che avrebbero dovuto essere più coraggiose, come le valutate? Allora, è chiaro che se fosse per noi l'interesse diciamo così, del risanamento della povertà dei cittadini è la cosa principale. Nella manovra di bilancio ci sono molti temi, tra i quali per esempio anche la riforma delle pensioni. Noi siamo orientati comunque sulla quota 41 e alcuni correttivi almeno che hanno anticipato, non sono sufficienti per garantire poi l'accesso alla pensione in maniera adeguata e dignitosa ai cittadini.
non vorremmo, la cosa per esempio 103 che hanno comunque mantenuto ha un problema di abbassamento del livello pensionistico per effetto della contribuzione pura, quindi si passa da un sistema misto che era quello precedente tra retributivo e contributivo a un sistema puramente contributivo, quindi va ad abbassare anche poi quello che sarà l'importo finale della pensione dei cittadini che sceglieranno quella tipologia. Noi siamo orientati comunque anche a far mantenere l'opzione donna, che pur essendo un po' penalizzante ha con un vantaggio di poter far uscire le donne un po' prima rispetto agli uomini, soprattutto donne che lavorano, che hanno famiglia e che quindi non riescono ad arrivare a un'età avanzata per poter accedere alla pensione. Tutta la partita stiamo cercando di capire e di valutare. C'è stato anche un documento che ha emesso la segreteria nazionale confederale proprio con le osservazioni da parte dell'UGL su tutta la manovra di bilancio, che aspettiamo sia approvata, insomma, in veste quasi definitiva. Insomma, aspettiamo più che altro che questo documento dia spazio a quantomeno a un consenso da parte del governo, anche di aiuto da parte delle organizzazioni sindacali, che sono quelle che comunque portano avanti le istanze dei cittadini a tutti gli effetti. Certo, per quel che riguarda, quindi il segretario ha fatto un po' un quadro per quel che riguarda le pensioni per le persone più anziane, per invece più giovani, visto che anche lei è anche più giovane, quindi magari guardando un po' le altre fette di popolazione, si è parlato tanto, si è auspicato da parte di tanti lavoratori questo benedetto taglio del cuneo fiscale, dove chi ne ha tratto beneficio, che è stato attuato in piccola parte, comunque è stato un aiuto, però dovrebbe diventare un qualcosa di strutturale. Assolutamente. Esatto, assolutamente, perché noi ci troviamo con le buste paga che il rinnovo dei contratti ben pochi ne hanno tratto giovamento, e nel resto d'Europa, persino la Germania, ha aumentato le buste paga dei lavoratori pur essendo in recessione. Da noi invece abbiamo un'erosione del potere d'acquisto che è drammatica. Sì. E noi purtroppo siamo l'unica nazione diciamo, dell'aspetto del panorama europeo, e non solo. Che negli ultimi anni purtroppo, nonostante ci siano stati dei rinnovi contrattuali, nonostante siano state applicate delle fiscalizzazioni anche particolari e quant'altro, siamo gli unici ad aver perso potere d'acquisto. E da lì bisogna partire, bisogna rinnovare tutti quei contratti che non sono ancora stati rinnovati, dando dignità a questi contratti. Bisogna andare a rivedere effettivamente il costo del lavoro, perché noi effettivamente abbiamo un costo del lavoro elevatissimo. Facendo queste manovre si dovrebbe cercare e rendendole strutturali, si dovrebbe cercare di andare a colmare quel gap che c'è con gli altri paesi europei. Ecco, per spiegare un po' dai non addetti ai lavori, magari chi ci ascolta, tutti i lavoratori sono inquadrati in un contratto di lavoro? Io glielo chiedo perché ci troviamo in Veneto, nel territorio di Padova, dove abbiamo aziende molte con un numero molto ridotto anche di dipendenti, aziende anche di certi settori, certi ambiti come l'artigiano, oppure non soltanto, quindi una polverizzazione di tipologie anche contrattuali, e tanti dicono che bisognerebbe fare la contrattazione di secondo livello, e lì si apre il versante della grande difficoltà. Il Veneto ha questa caratteristica che ha appena detto lei, effettivamente. Da sempre in Veneto diciamo che c'è una polverizzazione delle aziende, le aziende spesso sono a conduzione pseudo-familiare o circa. Il numero dei lavoratori medi che c'è in un'azienda nel Veneto è circa di 9-10 lavoratori, quindi effettivamente sono delle realtà mediamente piccole, però al tempo stesso abbiamo anche delle realtà molto importanti, molto strutturate e con delle aziende anche molto importanti. Il concetto
deve essere questo, bisogna farlo, come si dice, lavorando con due percorsi paralleli e diversi, e questo lo si può fare solamente con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni datoriali, che sono gli organi preposti e detti per fare tutto questo. Quindi praticamente con le grandi aziende è più facile fare degli accordi di secondo livello, con le piccole aziende bisognerebbe che gli artigiani o i commercianti e quant'altro si cercasse un percorso da poter applicare. E quindi tanti dicono difficile vederlo. Sì, è difficile, perché anche le organizzazioni sindacali sono poco presenti, tutte le organizzazioni sindacali sono poco presenti in queste aziende con numeri esigui di lavoratori. Ecco perché si dovrebbe cercare di unire le forze associandosi alle varie organizzazioni datoriali per quanto riguarda le aziende e con il supporto delle organizzazioni sindacali per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. Assolutamente. Segretario, inizia quindi questo mandato a livello regionale, con quali intenti e propositi e trovando quale situazione? Allora, partiamo da una situazione non ottimale, diciamo, però succede sempre nel rinnovo dei congressi, quindi questa è tutta l'annata di rinnovo dei congressi a tutti i livelli, dal livello più piccolo al livello più alto, che è uno degli ultimi, l'ultimo praticamente che mancherà, quello confederale, e partiamo con delle buone iniziative e con dei progetti soprattutto di intanto un allineamento e un coordinamento tra le province, che è la cosa principale, perché spesso quello che manca a livello regionale sono questi coordinamenti, queste collaborazioni tra province, tenendo conto che all'interno di ogni provincia ci sono tutte le varie categorie sindacali, quindi dal turismo, commercio, metalmeccanici, siderurgici, chimici, istituti di vigilanza e quant'altro. Quindi si tratta di trovare un coordinamento che dia una risposta a livello totale della regione, soprattutto anche in termini di servizi. Noi puntiamo tantissimo sui servizi, perché abbiamo visto negli ultimi anni che i lavoratori che si avvicinano a noi, che si iscrivono, poi hanno le famiglie, quindi i papà, le mamme, i nonni, i cugini, i parenti che hanno bisogno di servizi, certo, al di là di quello fiscale classico del 730, ma tutta una partita di servizi, diciamo dall'ISEE a quello che è le visite di invalidità, quindi c'è tutta questa tipologia di servizi che l'INPS ormai ha scaricato sui patronati. Quindi ci stiamo attrezzando in maniera efficace per poter coordinarci proprio a livello regionale e dare le stesse risposte sul territorio. No, ma infatti, perché tante volte nel parlare così in generale si dimentica che il sindacato è l'entità all'interno della quale si possono trovare delle risposte ai bisogni di qualsivoglia genere, certo, dalle consulenze, appunto citava l'ambito fiscale, lavorativo, giuridico, insomma in tutti i tipi di risposte si trovano all'interno del sindacato, quindi voi siete un po' la fucina dei servizi e il luogo dove trovare delle risposte che possono essere altrimenti trovate nel privato, però diventano, diciamo, un po' più onerose. Costose soprattutto, mentre esatto, all'interno delle organizzazioni sindacali la maggior parte dei servizi poi assistenziali non hanno costi, cioè non hanno nessun tipo di costo. E questo in questo periodo fa bene. Il contributo proprio. Certo, io vi interrompo un attimo, poi andiamo in pubblicità, restate con noi, Canale 19, parliamo dopo della questione degli incidenti sul lavoro, che è il nostro tema, che sta particolarmente a cuore anche a UGL, vediamo come, in che termini, quali potrebbero essere le possibili soluzioni, è un'emergenza, tra poco.